Buongiorno amici sportivi, benvenuti da Jacopo Segalotto in diretta dal Borgo della Vittoria di San Martino per Clivense Calcio Schio. Quest'oggi è una giornata più importante delle altre, perché oggi la Clivense potrebbe mettere un punto per mettere fine a questo campionato. Poi è logico, mancherebbe anche la prossima giornata, però oggi siamo tutti qui pronti per poter festeggiare insieme, per concludere questa stagione ormai iniziata, ve lo ricorderete, il 31 luglio, in quel primo raduno, in quel primo allenamento dove tutto ebbe inizio, almeno questo anno di eccellenza che oggi potrebbe veramente portarci a festeggiare tutti insieme. Sappiamo benissimo che alla Clivense basta un punto per poter festeggiare ufficialmente il titolo del girone A di eccellenza. Naturalmente facciamo tutti gli scongiuri del caso, l'orecchio è anche sulle altre partite, noi però potremo accontentarci, appunto, come dicevamo, di un punto. Naturalmente conosciamo la Clivense, le ambizioni di mister Allegretti e i giocatori. Qua si scenderà in campo per portare a casa i 3 punti quest'oggi, che vede appunto la sfidarsi Clivense Calcio Schio per la 33esima giornata, la 17esima del girone di ritorno. Quindi Clivense, dicevamo, in testa a quota 72, le altre indietro, l'Ambrosiano ormai 6 punti. Questo lo ricordiamo, vuol dire che ci basta un punto, perché in caso di parità non contano gli scontri diretti, ma si dovrebbe fare lo spareggio, cosa che naturalmente ci auguriamo non accada. Allora le tribune noi non le vedete, ma sono belle gremite, uno striscione, qui sono tutti appunto per la Clivense, le tifoserie sono già in fibrillazione. Aspettiamo soltanto che entrano in campo le squadre per dare il via allo spettacolo di oggi. Speriamo che sia una festa, oltre che uno spettacolo per tutti quanti. Allora adesso mandiamo il super spot e dopo ci ritroviamo su in cabina di commento, perché quest'oggi naturalmente saremo a fianco a voi con la video diretta in streaming qui da Borgo della Vittoria per raccontarvi possibilmente la festa clivense. A tra poco. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia. E io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto, perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, cioè l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Buongiorno amici sportivi, un punto per mettere il punto esclamativo, manca poco ma manca ancora l'ultimo passo decisivo. Benvenuti da Jacopo Segalotto in diretta dalla Phoenix Arena di Borgo della Vittoria di San Martino per Clivense Calcio Schio per la 33esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, 17esimo turno del girone di ritorno. Siamo prontissimi per gustarci insieme a tutti voi quest'oggi con naturalmente il supporto delle consuete immagini di Avellia e poter naturalmente, facendo tutti gli scongiuri del caso, poter festeggiare tutti insieme, perché oggi in questa ultima gara casalinga, la penultima per la Clivense di questo campionato di eccellenza, lo ricordiamo, manca un punto per poter festeggiare e abbracciare tutti insieme l'obiettivo stagionale, ovvero quella Serie D che vediamo ormai lì proprio vicino a un passo. Naturalmente bisogna fare l'ultimo scalino, come dice Pellissieri, abbiamo sentito poco prima, non abbiamo ancora fatto nulla per tenere alta la concentrazione della propria squadra, perché è proprio qui nei momenti decisivi che si vedono i veri campioni, cosa che la Clivense ha sempre dimostrato. Domenica scorsa contro l'Academy Plateola, poco prima, la domenica prima dello stop appunto per aspettare le vicissitudini del caso, contro l'Ambrosiana, partita decisiva per appunto arrivare quest'oggi con questo grande jolly bonus da giocarci, ancora prima con le Bassano. Diciamo che la Clivense ha risposto sempre presente e soprattutto dovrà farlo quest'oggi. Allora, in attesa delle formazioni che le due rose scendano in campo, andiamo a leggere appunto come si schierano, partendo dagli ospiti del calcio schio, che vede in porta il numero 1 Ballardin, 2 Ciscato, 3 Forte, 4 Prosdocimi, 5 Sartore, 6 Iarboi, 7 Giusti, 8 Popovic, 9 Andreetto, 10 Samin, 11 Roveretto. A disposizione con il numero 12 Ghiorio, 13 Prosdocimi, 14 Dalligna, 15 Moccia, 16 Rec, 17 Gumiero, 18 Seu. Il mister del calcio schio, il signor Pozza Stefano. Andiamo a vedere invece come si presenta la Clivense a questo importantissimo e decisivo appuntamento, con in porta il numero 1 Pavoni, 2 Polo, 3 Kocic, 4 Romano, 5 Momodù, 6 Tobanelli, 7 Cibin, 8 Sisse, 9 Antenucci, 10 Venitucci, 11 Ericchiello. A disposizione con il numero 12 Massalongo, 13 Fabrucci, 14 Zanini, 15 Baleato, 16 Bragagnolo, 17 Fabris, 18 Florian, 19 Rossato e con grande gioia e soddisfazione finalmente ricompare anche fra i disponibili numero 20 Mario Gordioli, che si è ripreso dall'infortunio e che naturalmente ancora non ha il passo gara, però comunque già un buon segno rivederlo accanto ai suoi compagni. L'allenatore naturalmente della Clivense, il signor Riccardo Allegretti. L'arbitro di giornata, direttore Crivellaro di Legnago, coadiuvato dagli assistenti Zanin di Vicenza e Gherela di Porto Gruaro. Quindi, una volta lette tutte le scartoffie del caso, siamo pronti per dare inizio, lo dicevamo, a questa 33esima giornata, la penultima del girone A del campionato di eccellenza, anche se appunto può essere quella decisiva e fondamentale per mettere l'ultimo punto a questa grandissima stagione
della Clivense, una stagione dove non ci siamo fatti mancare nulla, anzi potremmo definire una vera e propria montagna russa, con momenti di gioia, di delusione, di rivincita, dove è stato detto di tutto e di più. Non ci hanno regalato nulla, però abbiamo anche attraversato degli intermezzi, potremmo dire quasi da telenovela infinite. Sappiamo appunto l'ultimo che si è chiuso domenica scorsa con naturalmente quello che tutti ci aspettavamo, ovvero la grandissima risposta sul campo della Clivense che arriva da 4 vittorie consecutive, 3-0 poi il 2-0, quindi anche l'importante contributo di Pippo Pavoni con la sua porta inviolata. Soprattutto ricordiamo domenica, purtroppo appunto non avevamo il supporto delle immagini, ma spero che comunque attraverso la nostra radio cronaca abbiate potuto seguire la decisiva partita di domenica scorsa, appunto con l'intervento miracoloso di Pavoni dopo il grande gol di Omar Cissé e poi il rigore di Andrea Antenucci nel recupero a mettere la parola fine quella trasferta di Campodarsico. Ma ora siamo qui, ora siamo a Borgo della Vittoria, siamo qui per Clivense Calcio Schio, siamo qui per scrivere un altro capitolo importantissimo nella storia di questa Clivense, storia di quest'anno che iniziò il 31 luglio del 2022 con, lo ricorderete, il primo raduno, il primo allenamento allora al Paianini, con molti volti nuovi, anche alcuni vecchi della scorsa stagione. Poi quella squadra ha visto più modifiche, naturalmente era tutto all'inizio, i tifosi hanno conosciuto in quel momento la squadra, perché potremmo dire che per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, la rosa della Clivense è stata ricostruita da zero, perché ricordiamo che di quella squadra quest'oggi abbiamo in campo Filippo Pavoni, e dopo tutto il resto dei giocatori sono stato il frutto, no, del lavoro di scouting che c'è stato dietro nella scorsa estate e che naturalmente ci sarà anche in questa futura prossima estate, per poter allestire la squadra che andrà a giocare, ci auguriamo tutti insieme, appunto la categoria superiore. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, aspettiamo naturalmente l'ufficialità, perché c'è da giocare una partita. Alla fine il calcio è semplice, è la palla a dare l'ultimo verdetto, quindi qui quest'oggi serve almeno un punto in caso l'Ambrosiana dovesse vincere con il Pozzonovo. Clivense che appunto guida a quota 72 il girone, l'Ambrosiana a quota 66, quindi per appunto poter festeggiare matematicamente basta un punto, ma bisogna scendere in campo per i 3 punti, per il bottino pieno, come ci ha abituati la Clivense. Ed eccole qui le due formazioni schierarsi al centro del campo, la prima maglia della Clivense bianca con le maniche blu, e poi invece lo Schio con la maglia nera e in mezzo la striscia giallo e rossa. Il saluto dei tifosi sulle tribune gremite, perché vi dicevamo dal collegamento dal campo che le tribune sono ancora più gremite del solito, perché naturalmente tutti i tifosi si augurano di poter festeggiare tutti insieme quest'oggi. È logico che l'orario delle 16:30, questo orario pomeridiano infrasettimanale di mercoledì, non aiuta. Questo però non dipende da noi, ma appunto da una questione di Lega in generale, poi perché le ultime 2 giornate devono essere giocate in contemporanea, in quanto ci sono in ballo i verdetti per la zona playout e zona playoff, e quindi anche siccome in molti impianti non c'è l'illuminazione, allora è stato deciso di giocare tutti quanti alle 16:30. E quindi siamo pronti, aspettiamo soltanto il fischio d'inizio per dare il via a quest'ultima gara casalinga della Clivense. Potrebbe essere però una gara importantissima per scrivere il nuovo prossimo futuro di questa squadra. Poi andiamo anche a leggere le domande su YouTube. Ed è iniziata Clivense Calcio Schio, valevole per la 33esima giornata del campionato di eccellenza girone A.
Andiamo subito a leggere le prime domande. Salutiamo naturalmente tutti i nostri amici tifosi che finalmente oggi si possono riappropriare anche del sostegno delle immagini di Avelli. Appunto sappiamo le diatribe del scorso turno di campionato dove ci siamo dovuti adattare con la radiocronaca. Quest'oggi invece torniamo alla normalità, come è giusto che sia per un normale diritto di cronaca che devono avere tutti i nostri amici tifosi. Per rispondere appunto alla domanda di Alaber, se verrà consegnata, ci chiede oggi una coppa. Allora il caso di appunto, naturalmente facciamo tutti gli scongiuri del caso, è diversa la situazione rispetto alla terza categoria. Nei campionati superiori non c'è la premiazione direttamente a bordo campo durante la fine della partita, bensì ci sarà una giornata a parte extra in cui ci saranno tutte le premiazioni, quindi naturalmente ce lo auguriamo tutti, e questo sarà una volta terminato il campionato. Quindi oggi non ci sarà nessuna premiazione, ma speriamo che ci sia appunto un momento di festeggiamento per tutti quanti. E salutiamo, attenzione, qui nel frattempo Venitucci provava a conquistare il pallone, anche Daniele su YouTube, grazie per aver permesso a noi soci molto lontani da Verona di seguire in diretta tutte le partite della nostra squadra con un commento preciso e entusiasmante. Grazie Nidandini. Attenzione, ritorniamo dal campo con Antenucci che prova qui sulla destra in mezzo tra avversari, e con il tacco poi si porta a casa la prima rimessa del match. Quest'oggi Antenucci fa il cambio, dal cambio a Damien Florian, quindi la staffetta fra i due bomber di casa, supportato da Cibin e Richiello. Qui Cibin che non si trova con Tommaso Polo, poi dando appunto un'occhiata alla formazione di mister Allegretti. Polo che si va a schierare da terzino destro con in mezzo Momodou Tobanelli, squalificato dall'ARA per la munizione presa domenica contro l'Academy Platella. Poi sulla sinistra Kocic, i due mediani titolari confermati Romano e Sissé, autore della prima rete domenica scorsa. Poi a destra sembra esserci Venitucci, a sinistra forse Cibin. Adesso andiamo a vedere come si sono schierati. Poi è Richiello con davanti l'unica punta Antenucci. Cibin lo vediamo ora sulla destra, quindi probabilmente Venitucci dietro ad Antenucci, e sulla sinistra Richiello. Qui conquista palla caparbiamente la Clivense, però c'è il fischio del direttore di gara. Sarà punizione per il calcioschio che occupa momentaneamente l'8ª posizione in campionato, quota 50 punti. Invece la Clivense quota 72. All'andata, quando fu l'11 dicembre dell'anno scorso, finì 1-0 in favore della Clivense grazie alla rete di Antenucci. Ora il calcioschio che prova a uscire, rimpallo sfortunato di Xamine, quindi la rimessa tra le mani di Milan Kocic. E Bruno ci chiede sempre su YouTube se doveste andare in D farete ancora la telecronaca. Naturalmente più si va su, più le cose si fanno un po' più difficoltose, nel senso che come abbiamo anche attenzione qui, la palla recuperata da Venitucci, prova ad andare via 1 contro 1, la palla sulla sinistra per Richiello entra in area, il tiro esterno della rete, ma subito grande azione di ripartenza della Clivense. Qui dà l'impressione del gol, gli applausi dalla tribuna. Allora, dicevamo, per rispondere alla domanda di Bruno, per quanto riguarda poi la possibile telecronaca e le immagini per il prossimo anno, bisognerà poi parlare con la Lega Nazionale, perché è tutta una questione di diritti, e quindi come abbiamo visto in Coppa poi lì ci sono anche altri discorsi. A Venitucci il tiro viene rimpallato, poi arriva Polo, traversone dentro, basso, respinto, la palla a Romano, la conclusione è un'altra respinta e poi la difesa libera. Naturalmente ci auguriamo tutti quanti che ci possa essere anche l'anno prossimo il supporto delle immagini della radiocronaca, però ci dovremo aggiornare, diciamo. Intanto pensiamo a finire questa stagione con l'ottimo pallone recuperato da Kocic sulla sinistra. Qui va a terra Kocic, per l'arbitro non c'è nulla, poi recupera la posizione, però è lui l'ultimo a toccare, quindi sarà rimessa laterale in favore del calcioschio. Clivense ci scrive l'anno prossimo, proporrei di acquistare il fratello di Antenucci. Naturalmente saranno tutti discorsi del caso di cui si occuperanno poi le persone preposte. Attenzione a Polo che recupera un altro pallone, passaggio per Cibin, qui spalleggiato e finisce a terra, non c'è nulla. Allora
si riprenderà dal fondo. Naturalmente il calciomercato che è già iniziato, perché bisogna poi progettare quella che sarà la prossima stagione, con anche lì diversi regolamenti, come 4 giovani che bisogna avere under in rosa, questo che naturalmente indirizzerà il calciomercato estivo, come lo è stato la scorsa stagione, con, ricordiamolo, in eccellenza la regola di avere i 3 under in campo. Quest'oggi sono Richiello, Momodou, attenzione poi il pallone recuperato, e Sissé, i 3 under obbligatori in campo per tutte le formazioni del campionato di eccellenza. Altro calcio di punizione in favore del calcioschio. Batte subito il pallone all'indietro, porta palla Sartore, scambia con Yerboi oltre la metà campo, poi centralmente Popovic, pallone che poi viene alzato in avanti, attenzione, è tutto regolare, qui non riesce a trovare la porta Roveretto, pallone che sfila alla sinistra di Pavoni. Pavoni, dicevamo, decisivo con il suo intervento quasi sulla linea di porta domenica scorsa, un vero intervento di reazione felina a un tiro ravvicinato di Episcopo. Ora riparte la Clivense con Momodou, pallone preciso a cercare Venitucci, ottimo lo stop di petto, va via, alza il pallone, prova lo scatto qui Antenucci, pallone alzato a Campanile, prova a metterlo giù Cibin, pallone che poi viene messo in out da Forte, sarà rimessa per Polo qui sulla destra. Venitucci, che quest'oggi ritorna titolare, traversone dentro sul secondo palo dove c'è Richiello, non riesce però a stopparlo, sarà rinvio dal fondo. Venitucci preziosissimo, se non fondamentale nel 3-0 ai danni dell'Ambrosiana, ricordate, con quei 2 missili balistici da metà campo che portarono la Clivense avanti, poi dopo il gol di Momodou sul 3-0 definitivo. Veramente Venitucci di un'altra categoria. Il rinvio, qui attenzione, uno scontro testa contro testa, infatti c'è bisogno sicuramente dell'intervento dello staff sanitario in questi casi. Tobanelli riscontrato con un avversario, sono i colpi che fanno più male, anche quelli da tenere sotto osservazione. Tobanelli quest'oggi capitano per la squalifica di Dallara dopo la munizione di domenica scorsa. E dicevamo, ci fa un enorme piacere ritrovare in distinta il nome di Cordioli, dopo lo ricorderete proprio qui a San Martino il bruttissimo infortunio alla rotula che lo costrinse a gennaio a dover interrompere prematuramente la sua stagione appena iniziata in realtà con la Clivense, lui che fu uno dei 3 acquisti della Clivense nel mercato di gennaio oltre a Antenucci e Kocic, anche se si era subito ben inserito. Naturalmente poi ha dovuto seguire l'iter con l'operazione e la riabilitazione, quest'oggi almeno si va a sedere in panchina. E Richiello recupera un ottimo pallone sulla sinistra, prova ad accentrarsi, traversone dentro, la deviazione, il palo attraversa il gol! Cibin è il più lesto a scaraventare in rete il pallone, a portare avanti i suoi, 1-0 per la Clivense. E tutta in festa Borgo della Vittoria, con tifosi che quasi non si aspettavano questa conclusione, poi rimpallata sulla traversa, e poi però da grande attaccante, grande fiuto del gol qui Cibin si è trovato nel posto giusto al momento giusto per appoggiare in rete uno dei gol più facili sicuramente per lui della stagione, a portare avanti i suoi per questo primo gol di giornata che potrebbe dire promozione. Naturalmente la partita non è lunga di più, ma già questo primo mattoncino può essere decisivo, se non importante, per indirizzare la partita. Come scrive Marco, una zampata di Cibin quasi dalla linea di porta per approfittare di questo rimpallo sulla traversa dopo la deviazione da parte del difensore dello Schio.
Allora la Clivense con Benitucci, pallone in profondità qui a cercare ancora Cibin, però esce l'estremo difensore Ballardin, riparte lo Schio ed è in estasi qua la tifoseria a San Martino per questo ottimo inizio di partita. Meglio non si poteva iniziare non soltanto la partita ma di possibili festeggiamenti. Allora qui Momodou fa ottima guardia, quindi si porta a casa la rimessa. Il Ciamma ci chiede su YouTube quali sono i prossimi rinforzi. Naturalmente non è stato ancora concluso niente, siamo in una fase interlocutoria, poi ci sono le persone preposte per seguire tutta la parte del calciomercato, quindi poi naturalmente più in là ne sapremo di più. Qui Polo prova ad andare via, finisce a terra ma riparte il calcioschio. Polo prova a ritornare sull'avversario, qui finisce a terra il numero 11 Roveretto sullo sgambetto parte di Benitucci, chiede anche scusa sia al direttore che all'avversario. Clivense 94 l'anno prossimo ci giocherà ancora a San Martino. Questa è anche un'altra situazione che al momento naturalmente più sì che no. Questo è l'impianto della Clivense, quindi poi dovremo vedere l'anno prossimo cosa accadrà anche per una questione di illuminazione. Sappiamo poi c'è bisogno anche del settore ospiti che qui c'è, però appunto abbiamo visto col Bassano non è un vero e proprio settore ospiti ma una collinetta, quindi se ne riparlerà più avanti. Nel frattempo dovrebbe essere anche iniziato a piovere qui a San Martino, non so se potete cogliere anche dalle telecamere, c'è una leggera pioggerella qui a San Martino, era prevista. Il campo comunque sembra al momento buone condizioni. Allora il calcioschio prova a venire fuori centralmente, pallone in verticale per Giusti. Poi qui ottimo la scivolata da parte di capitano Tobanelli a recuperare il pallone. Anche domenica scorsa Tobanelli fra i migliori. Qui l'ottimo il pallone di Benitucci per Cibin che non riesce in scivolata a tenerlo in campo, ma comunque gli applausi sono tutti per lui, non solo per l'intervento di sacrificio ma soprattutto anche per, lo ricordiamo, il grande appartenenza alla squadra, sia lui che Richello, sempre gli ultimi a mollare, a non lasciare un centimetro agli avversari, uomini fondamentali nello scacchiere di mister Allegri in tutta la stagione. Richello e Cibin, le ali di questa Clivense a supporto della punta. Pallone subito per Antenucci, anticipato, poi Kocic, largo sulla sinistra per Richello. Esatto, come scrive Alaber, nuovi rinforzi ci saranno sicuramente, non si sa quali al momento. Cibin sulla destra, sguardo in mezzo, traversone, la palla svirgolata che stava arrivando in qualche modo ad Richello, sarà calcio d'angolo. Clivense in partita benissimo, diciamo, oltre ad aver trovato il gol è costantemente nella metà campo avversaria, anche sulle ali dell'entusiasmo, soprattutto dopo il gol, ma già dai primi minuti, anche spinti, sorretti dai propri tifosi, giocatori della Clivense, accorsi numerosi qui sulle tribune di San Martino e naturalmente anche collegati su YouTube. Siamo quasi in 400. Allora Benitucci dalla bandierina, pallone dentro, poi Richello il primo ad arrivare, 1 contro 1, sarà porta sul sinistro, la conclusione non scende, pallone alto. Comunque gli applausi anche per Richello. Ora riparte il calcioschio, sentirete anche in sottofondo il Northside. Porta palla qui numero 5 Prosdocimi, pallone sulla destra, di nuovo centralmente, ancora Prosdocimi, palla a Iarboie, qui Tenucci in agguato,
porta palla Popovic, larga sulla sinistra per Andretto, 1 contro 1 con Polo, pallone centrale, ancora Andretto, qui grande chiusura di Polo, la deviazione naturalmente non un passaggio, quindi Pavoni può fare solo il pallone con le mani. Ottima la copertura di Tommaso Polo, che abbiamo visto soprattutto in questo finale di stagione nel suo ruolo di terzino destro, con naturalmente anche la licenza di attaccare sulla fascia. Ricordiamolo, dicevo prima, in questa lunga stagione con degli intermezzi anche bizzarri, quasi comici. Uno di questi appunto a Garda, sappiamo tutto poi quello che successe anche finita la partita, ma soprattutto ci ricordiamo per il grande Eurogol di Tommaso Polo, che saltò praticamente tutta la squadra avversaria per depositare nel finale dentro il pallone della vittoria clivense. Ci sono vari scatti, vari istantanei di questa stagione della Clivense. Uno sicuramente appunto fu quell'Euro gol di Tommaso Polo, poi ce ne sono stati tanti altri. Qui esce molto bene lo Schio, però il pallone che sfila via, poi adesso è anche aumentata la pioggia, quindi questo non facilita il gioco a terra, con il pallone che naturalmente appena tocca l'erba scivola via. Allora la Clivense riparte subito dal basso con Momodou. Tobanelli porta palla in verticale per Venitucci, la palla non passa, allora riparte il calcio Schio con Xiamin. Giusti prova a girarsi, è chiuso, allora ricomincia da dietro e si torna da Ballardin. È aumentata anche la pioggia, la vedrete pure in video. Ora Iarboje, chiuso da Antenucci, scambia con Forte, pallone in verticale. Romano prova qui a disturbare Andretto, che prova ad andare via, pallone dentro. Qui Tobanelli fa un'ottima guardia e protegge l'uscita da parte di Pavoni, che va subito al rilancio lungo a cercare Erichiello. Il pallone però poi va verso Antenucci, qui combatte, poi arriva anche Venitucci, allontana la difesa Sissé, la mette giù e apre per Kocic sulla sinistra, allarga da Erichiello ha un po' di spazio, ancora Erichiello al limite dell'area, dentro per Kocic, pallone fuori da Venitucci, pallone dentro, allontana la difesa, rimane comunque in fase offensiva la Clivense sotto la pioggia qui a San Martino. Ora due palloni pressi di Kocic, che ora va alla rimessa. Tobanelli dietro da Momodou, ultimo uomo, allarga nuovamente per Kocic, chiude qua la difesa, riesce anche a tenere il pallone in campo, ma lo regala alla Clivense lo Schio. Allora Venitucci ricomincia da dietro con Tobanelli, gli applausi anche per questa ottima gestione del pallone da parte dei tifosi. Pallone in avanti per Antenucci, lo tiene in gioco, torna da Sissé. Momodou di nuovo per Kocic, scambia a corto con Venitucci, ancora Kocic davanti alla panchina di mister Allegri, tutti riparati sotto la panchina perché ora piove più intensamente. Tobanelli, Kocic scambia con Sissé, subito in verticale, preciso per Venitucci, qui non trova Antenucci, allora riparte il calcio Schio, pallone in verticale, poi arriva Kocic, ottimo intervento, qui Venitucci si gira, è da solo, quindi con tutta la tranquillità di questo mondo può reimpostare per i suoi. Momodou allarga per Polo sulla destra, Romano non accenna a fare il pressing al calcio Schio, allora lascia i giocatori della Clivense postare da dietro, pallone per Antenucci che viene incontro, allarga sulla destra per Polo, centrale da Romano, Sissé,
Romano, un'altra pedina fondamentale nello scacchiere di mister Allegretti. Leggevamo molti commenti da parte dei tifosi che lì in mezzo si fa poco sentire Romano, ma indispensabile e fondamentale, soprattutto nel gioco di rottura delle trame avversarie. Pavoni in avanti, palla recuperata, qui prova Venitucci ad arrampicarsi sull'avversario. Yarboy che comunque mantiene il possesso, palla recuperata qui da Antenucci, va da Erichiello, 1 contro 1, prova ad andare via, Erichiello se la sposta sul destro, il tiro a giro e esce di niente questo pallone. Grande conclusione qui di Erichiello a sfiorare il 2-0. Erichiello già alla sua terza conclusione, questa naturalmente la più pericolosa. Allora riparte la Clivense sempre con Erichiello, centralmente da Venitucci, che allarga sulla destra, si fa vedere qui Cibin, profondità per Polo, la sterzata del numero 7 della Clivense. Cibin, numero 2 Polo, pallone dentro, va Cibin, murato qui da Ballardin dopo l'ottima sponda da parte di Venitucci e il tiro scaraventato da Cibin. Questa volta si fa trovare pronto l'estremo difensore del calcioschio, sarà calcio d'angolo. Guardate la bandierina, è pronto Venitucci, calci d'angolo, un'altra istantanea sicuramente di questa stagione della Clivense. Sappiamo quanto siano stati preziosi soprattutto per la Clivense, ha trovato molti gol da calcio da fermo, pallone dentro, respinge Ballardin. Attenzione con una possibile ripartenza da parte degli avversari sotto la pioggia. Porta palla Giusti, sulla destra, poi Polo che scaraventa lontano il pericolo. Emanuele su YouTube si scrive: per iscriversi alla D servono dei fondi. Naturalmente più si sale più comunque l'iscrizione costa, quindi ci sono tutta una serie di come dire, di costi da tenere in considerazione, quindi questa è naturalmente una questione che riguarda presidente e vicepresidente, quindi a maggior ragione c'è sempre da fare un più ampio lavoro alla ricerca di sponsor e chiunque voglia sostenere la causa clivense. Qui Romano prova a farsi spazio in mezzo, Antenucci si gira, poi Polo sulla destra, qui il pallone però recuperato dal calcioschio che prova a uscire, pallone lungo, ora Kocic difende l'uscita da parte di Pavoni che va a rinvio, ora porta palla a Yarboye, pallone lungo, allontana Polo, un flipper, pallone da Richiello, si gira Antenucci, apre per Polo, scrive a Laber: Venitucci incredibile quanto sia forte. Sì, ce ne siamo accorti, soprattutto appunto dicevamo contro l'Ambrosiana, ma nell'arco di tutta la stagione lui che nel 2006 si allenava con i campioni del mondo quali Buffon e Marchisio in quella Juve della Serie B. Cibine sulla destra, Romano, palla sulla sinistra per Kocic, non ci può arrivare Richiello, allora ricomincia da dietro il calcioschio. Sisse, intervento falloso,
Allora calcio di punizione per gli ospiti. Continua a piovere qui a San Martino. Domenica, anzi mercoledì bagnato, ma al momento fortunato. Sottofondo anche le trombette da stadio. Porta palla forte. Pallone sulla destra. Recuperato da Mamoudou centralmente. Ora qui fa ragionare i suoi. Ricomincia sulla destra da Tommaso Polo quando siamo al 25esimo di questo primo tempo. Clivense avanti 1-0 grazie alla rete messa al segno al 10° minuto da Cibin. Erichelo, la sponda per Venitucci, poi il pallone che passa, arriva, anzi era arrivato Sissé ma viene scavalcato da rimbalzo, la recupera, riparte il calcio schio, pallone in profondità. Vedete però il pallone che appena tocca il terreno poi scivola via a causa dell'ingente pioggia, quindi una variabile da tenere in considerazione per il proseguo della partita. Renderà difficile il gioco palla a terra in profondità. Antenucci viene incontro, allarga per Erichiello. Romano centralmente, dietro per Mamoudou. Polo in avanti, qui cercava Antenucci, recupera Yerboy e qui Cibine comunque aveva le mani larghe, in qualche modo qui si è aiutato Yerboy. Comunque calcio di punizione per il calcio schio. Allora, ricomincia il calcio schio. E ricordiamolo però che la stagione della Clivense non finisce oggi ma bensì domenica con l'ultimo appuntamento del campionato, ovvero Pescantina 7° contro Clivense alle 16:30. Si dovrebbe giocare allo stadio di Caselle, adesso poi in settimana vi arriveranno gli aggiornamenti del caso, perché Pescantina di solito gioca appunto a Caselle, quindi sapremo poi nei prossimi giorni se lì o a Pescantina. Naturalmente ci auguriamo che domenica possa festeggiare ancora di più tutti insieme. Domenica un orario e una giornata appunto più consona per ritrovarsi tutti insieme a Pescantina, ma naturalmente ci auguriamo che si possa già iniziare da oggi. Allora qui la palla che finisce in out sarà rimessa in favore della Clivense, va a Tobanelli. Siamo quasi alla mezz'ora di questo primo tempo. Clivense avanti 1-0 grazie alla rete di Cibin, che aveva avuto qualche problema fisico nell'ultimo periodo, poi anche complice la sosta forzata di 3 settimane per la sospensione del campionato, poi è ritornato alla grande già domenica scorsa e poi oggi con appunto la rete decisiva. Attenzione, calcio schio, prova ad andare via, pallone dentro, la chiusura di Polo, poi Tobanelli ad allontanare Venitucci, prova qui il sombrero, poi viene messo a terra. Allora calcio di punizione in favore della Clivense. Subito profondità per Cibin, che riesce a tenere il pallone in campo. Cibin è 1 contro 1 con Yerboy, entra in area sul mancino, pallone dentro, in qualche modo una carambola, sarà calcio d'angolo. Gli applausi ancora per la Clivense. È pronto dalla bandierina solito Venitucci, dalla sinistra, quando continua qui ancora a piovere a San Martino, e la curva invoca un'altra rete per la Clivense per il possibile 2-0. Ora va Venitucci, pallone dentro, allontana sul primo palo numero 11 Roveretto, poi arriva Polo, ancora Antenucci, punta l'uomo Antenucci, pallone che finisce, anzi no, c'è il calcio di punizione, fallo di Antenucci secondo il direttore di gara. Allora sta a riprendere con un calcio di punizione lo schio. Calcio schio che ormai non ha
più nulla da dire a questo campionato, un po' più arrivare in zona playoff, ed è comunque già sicuro di mantenere l'eccellenza, quindi una squadra che sicuramente ha motivazioni diverse rispetto a quelle che può avere la Clivense quest'oggi. Allora lo Schio riparte dalla destra, si recupera, poi riparte attenzione, questo pallone un po' a metà, e poi Polo che qui arriva da dietro, rischia il cartellino, infatti è così, ammonizione per Tommaso Polo. Ha provato a intervenire in scivolata, ad anticipare il giocatore dello Schio, poi il pallone non era arrivato a nessun attaccante, però prima c'era stata appunto questa scivolata fallosa di Polo, che quindi finisce per primo sul tabellino del direttore di gara, prima ammonizione del match. Quando siamo al 32esimo di questo primo tempo. Allora, calcio di punizione dalla posizione centrale, a metà fra l'area di rigore difesa da Pavoni e il centrocampo. Sono pronti sulla battuta numero 7 Giusti, poi un altro giocatore. Un uomo in barriera, va Giusti, anzi lascia al compagno, qui lo schema non funziona, pallone che non trova nemmeno la porta, quindi potrà riprendere dal fondo Pavoni. E visto che siamo sul finire della stagione, scriveteci nei commenti di YouTube qual è stato il vostro giocatore preferito della stagione della Clivense. Naturalmente manca una partita e mezza, però possiamo già fare una prima lista di quelli che sono stati i vostri preferiti. Sono curioso di leggere i vostri commenti, naturalmente ce ne sono diversi che potrebbero ambire appunto al titolo di MVP della stagione. Vedremo qual è secondo i nostri amici tifosi. Qui attenzione, c'è un problema muscolare per Popovic, che quindi sarà costretto molto probabilmente al cambio. Si tocca infatti vistosamente, si tiene la coscia destra, problema all'adduttore per lui, sarà costretto al cambio. Piccolo break allora per le due squadre, quando sembra essere diminuita l'intensità della pioggia. Sta ancora piovendo, ma sicuramente di meno rispetto a pochi minuti fa, e arriva la prima preferenza dei nostri amici tifosi. Da Batman che scrive: giocatore preferito Tommaso Polo. Polo che quest'anno, quando è stato in campo, ha sempre fatto ottime cose, purtroppo condizionato un po' troppo dagli infortuni, però quando Polo è stato bene ed era in forma ce ne siamo accorti. Arrivano anche altri commenti, come Marco, Venitucci e Antenucci, Ucci, ovvero la coppia degli Ucci. Venitucci da inizio stagione, poi Antenucci da gennaio, ma il secondo bomber di questa Clivense dopo Florian. Alaber scrive Enrichiello, anche Giorgius, senza ombra di dubbio Enrichiello, quindi al momento vince Enrichiello che lui più una seconda punta, ma è andato al gol più volte, dovrebbe essere proprio il terzo bomber della Clivense, ma penso che si sia fatto apprezzare dai tifosi clivensi anche proprio per il suo atteggiamento in campo, sempre l'ultimo ad arrendersi, a correre dal primo al 90esimo più recupero. Un giocatore anche giovane, quindi potrebbe essere il futuro di questa squadra, ha trovato la fiducia da parte del mister, che l'ha quasi sempre schierato. Qui Cibin prova centralmente, scambia con Antenucci, dietro per Venitucci, il tiro d'esterno che finisce a lato. Un'ottima azione comunque da parte dei giocatori della Clivense.
quando siamo al 35esimo. E si accende nuovamente il tifo sugli spalti. Un altro commento, invece la prima preferenza per Omar Sissé. Anche Omar Sissé è uno dei giovani di questa Clivense, classe 2004, insieme a Rossato. Però Sissé indispensabile lì in mezzo al campo, non soltanto per essere appunto un under e quindi avere comunque un under forte da poter schierare sempre titolare, è un'arma in più, ma soprattutto comunque per la crescita che ha avuto il giovane Sissé già qui a San Martino la scorsa stagione. Qui quest'anno poi si è ritagliato posto da titolare nello scacchiere di mister Allegretti, lui che ha anche debuttato nella rappresentativa regionale, ha anche segnato 2 volte con la rappresentativa del Veneto, quindi un prospetto futuro anche lui interessante. Allora sarà calcio d'angolo ora per la Clivense, va il solito Venitucci. E se abbiamo parlato dei bomber, invece per quanto riguarda gli assist man di questa Clivense, primo fra tutti Venitucci e poi Cibine, soprattutto sui calci d'angolo, dicevamo, indispensabili per la Clivense, grazie però anche a chi mette i palloni dentro l'area, come in questo caso il pallone che sfila, poi Cibine arriva per primo, allontana la difesa, Kocic allarga per Venitucci che la mette giù, prova a girarsi dietro per Kocic e ricomincia Tobanelli ancora sul lungolinea davanti alla panchina della Clivense, dietro da Tobanelli, Momodou, scambiano i 2 centrali di difesa, il calcio schio tutto nella sua metà campo ad eccezione del numero 11 Roveretto. Allora ha la libertà la Clivense di impostare il gioco da dietro. Momodou torna dietro da Pavoni, Luca ci scrive Richello, quindi probabilmente adesso vantaggio a Richello, proprio lui tra le preferenze, andare via sulla destra, qui sfortunato però non riesce a controllare ottimamente il pallone, sarà rimessa per il calcio schio qui davanti alle tribune. La rimessa, pallone che è uscito, allora si inverte la rimessa, ora andrà con le mani Tommaso Polo e naturalmente andiamo a vedere anche i risultati delle altre gare, perché ad eccezione differenza di domenica scorsa quando soltanto giocavamo noi Clivense e Plateola, quest'oggi è il recupero della penultima, quindi della 33esima giornata, quindi vuol dire che giocano tutte quante. Quindi andiamo a vedere i parziali dagli altri campi con il Vigasio che sta vincendo 1-0 con la rete di Zanetti, poi l'Albignasico che sta vincendo, il Vigasio dicevamo contro l'Eurocassola, poi l'Albignasico che sta vincendo 1-0 con il gol di Ceconello su rigore contro il Garda, e poi attenzione, risultato imprevisto ma ancora più importante, ovvero l'1-0 del Pozzonuovo sull'Ambrosiana. Quindi a maggior ragione in questo momento Clivense in Serie D, prima perché sta vincendo qui e secondo perché anche l'Ambrosiana sta perdendo. Qui Antenucci non arriva sul pallone, naturalmente noi possiamo essere autonomi rispetto alle seguitrici se qui dovesse arrivare almeno un pareggio, quindi possiamo permetterci di non vedere cosa stanno facendo gli avversari sugli altri campi, in particolare naturalmente l'Ambrosiana. Qui fase d'attacco, il calcio schio, pallone sulla destra per Forte, pallone in porta, Pavoni fa la guardia, non la tocca, sarà rimessa dal fondo. Dicevamo dell'Ambrosiana e comunque vanno fatti i complimenti alla formazione di Sant'Ambrogio per aver animato questa lotta fino quasi alla fine, ovvero quasi alla terz'ultima partita. Un'Ambrosiana che veniva giù dalla Serie D, retrocessa appunto quest'anno, e che ha mantenuto comunque una squadra di livello, l'abbiamo visto, e che ha provato fino alla fine
dare filo da torcere a questa Clivense. Poi però è stata decisiva soprattutto la sfida di 3 settimane fa, dove la Clivense si è imposta 3-0 e appunto ha dato lo stacco, la volata decisiva. Qui Antenucci raccoglie il passaggio di Venitucci. Kocic centrale, ma recupera il calcio schio. Numero 4 Prosdocimi. Ierboje. Qui Cibin rincorre l'avversario. Con tacco da parte di Ierboje. E l'Ambrosiana sembra averci ascoltato, perché Giordano riporta il punteggio sull'1-1. Però ricordiamolo, qui il risultato che conta è questo qua, quello della Clivense. Le altre possono anche vincere. E allora Momodou, quando siamo al 40esimo, quindi 5 più recupero in questo primo tempo, con la Clivense avanti 1-0 grazie alla rete di Cibine al 10º. Ed è uscito anche il giocatore infortunato del calcioschio ed è entrato il numero 17 Gumiero. I tamburi del Northside dare ritmo alla partita in campo, e poi gli applausi per comunque non solo la prestazione di oggi, ma comunque una stagione che... Attenzione però nel frattempo questo pallone che sfila e il tiro, una mezza ciabattata, anzi è stata anche una deviazione provvidenziale all'ultimo, forse di Momodou. Allora sarà calcio d'angolo. Prova a farsi vedere in avanti il calcio schifo, probabilmente il primo tiro pericoloso da parte degli ospiti. Calcio d'angolo dalla destra. Pallone però c'è da prima aspettare che il direttore di gara vada a disquisire con i giocatori. Qualche spintone di troppo. Eccolo qui il calcio d'angolo, dentro la palla che sfila, arriva sull'angolo di sinistra dell'area di rigore. Qui un batti e ribatti, poi il pallone che si spegne sul fondo. Può andare allora al rinvio Pavoni. Elia si scrive: il Pozzonuovo non ha segnato su tutto campo. In realtà tutto campo è da prendere con le pinze, perché non sempre sono aggiornati in diretta i risultati. Noi abbiamo un gruppo con tutti i dirigenti delle squadre dove appunto scrivono in diretta i risultati, e anzi Elia, ti posso dare una buona notizia, perché il Pozzonuovo ha appena segnato il 2-1 con Gallo, quindi si riporta avanti. Pozzonuovo che comunque è lì a metà classifica, ma che comunque non lascia passare gli avversari, come il Pescantina invece, che sarà appunto il prossimo avversario della Clivense, che è in lotta invece per i playout, che si è portata in vantaggio con il gol di Rossi sul Castelnuovo, un vero e proprio quasi scontro diretto. Pallone in profondità, attenzione, pallone che però sfila. Allora Pavoni può osservarlo finire verso i cartelloni pubblicitari. Dicevamo appunto il Pescantina che si è portato in vantaggio, stato importante per la zona playout. Invece per quanto riguarda i playoff, ricordiamo che in caso ci siano più di 8 punti fra la seconda e la quinta, quindi l'ultima per i playoff non si andrebbero a giocare, quindi in questo momento il Platera sarebbe fuori, però questo risultato dell'Ambrosiana tiene ancora tutto aperto. Nell'ultimo turno poi si giocherà Ambrosiana Plateola. Sì. Allora Antenucci, pallone che non passa, recuperato dal calcio schio. Polo però chiude tutto a buona guardia, va da Romano. Momodou, pallone però direttamente fra i guantoni di Ballardini. Alaber ci scrive se si può sapere qualcosa sulla situazione del titolo Chievo. Sappiamo che a metà mese, a metà maggio, c'è appunto l'asta che è già iniziata da qualche settimana, riguardante i beni, no? Quelli che erano il Chievo, come pulmini, macchine, trofei, poltrone dello stadio,
eccetera, e a maggio sarà anche all'asta anche il logo del Chievo. Attenzione però nel frattempo Antenucci prova ad andare via qui Cibin per un attimo, poi la spallata qui di Yerboy, però comunque il pallone è per Calcioschio. Diciamo quindi che sarà messo all'asta il logo del Chievo, quindi questo vuol dire poi il nome e tutto quello che ci sta dietro. Sappiamo che ci possono essere più di una figura, no, dietro è interessata appunto a questa asta. Naturalmente noi seguiremo da vicino questa vicenda e lo vedremo più avanti, una vicenda extracampo che però riguarda un po' tutte le persone che sono vicine alla Clivense. Pallone qui a Momodou che rilancia in avanti, pallone in out. Nel frattempo l'Albignasico si è portato sul 2-0 contro il Garda. Nel frattempo sono stati segnalati 2 minuti di recupero, quindi siamo già nel primo, 46esimo. Sissé fa ripartire i suoi, Romano un po' di spazio centralmente, provato qui a allargare per Ricchiello, pallone però che viene recuperato, poi finisce qui a terra un giocatore del Calcioschio, in qualche modo riesce a recuperare, sembrava con un tocco di braccio. Allora da dietro prova Sciamin in avanti, respinge Kocic, Venitucci allarga per Ricchiello, 20 secondi alla fine del primo tempo, pallone in out. Vediamo se c'è il tempo di battere questa rimessa. L'arbitro ha già il fischietto in bocca. Pallone per Sissé, ricomincia dietro da Momodou. Ed eccolo qui il doppio fischio da parte del direttore di gara a sancire la fine di questi primi 45 minuti, con la Clivense a 45 minuti di distanza dalla Serie D, in virtù appunto dell'1-0 d'opera di Cibin. Un primo tempo in totale dominio della Clivense, che è andata poi vicina con altre occasioni al secondo gol di giornata. Una Clivense che sembra in totale controllo del match, perché ricordiamolo che basta un punto, però a maggior ragione se ne arrivano 3 va ancora meglio. Allora adesso ci lasciamo per questi 15 minuti di intervallo e poi ritorniamo tutti quanti insieme, perché quest'oggi siamo pronti a gioire tutti qui da San Martino e anche voi da casa per questo importantissimo passo per il futuro della Clivense. Allora stop per 15 minuti, poi ci ritroviamo qui in diretta per Clivense Schio. A tra poco. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia, e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo, nel mondo del calcio.
settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario. È il visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, c'è l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società dalla Serie A alla terza categoria se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, c'è l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.
Siamo tornati in diretta dalla Phoenix Arena di Borgo della Vittoria di San Martino per i secondi 45 minuti di Clivense Calcio Schio. I primi si sono conclusi con l'1-0 della Clivense grazie alla rete di Cibin a indirizzare non solo la partita ma tutta la stagione. E siamo ripartiti per il secondo tempo di Clivense Schio. Attenzione a questo pallone che rimbalza all'indietro, poi Pavoni che lo fa suo. Allora dicevamo, la Clivense che in questo momento è in Serie D, quindi manca poco per poter iniziare i festeggiamenti qui tutti insieme, anche chi ci segue da casa. Poi naturalmente ci sarà modo di rincontrarci tutti quanti domenica prossima, all'ultimo appuntamento della stagione, che però già qui sta dando il suo verdetto definitivo, il verdetto che aspettavamo da quel 31 luglio quando si iniziò con il primo allenamento agli ordini di mister Allegretti al Paglianini. Poi da lì iniziò e proseguì questa stagione di gioie e delusioni, con alti e bassi, più alti che bassi. Quest'oggi stiamo per raggiungere il momento più alto della stagione, centrando quell'obiettivo che il presidente Pellissier e il vicepresidente Zanin si erano auspicati. Naturalmente passare dalle teorie e poi alla pratica non è mai facile, in questo caso c'è di mezzo un campo, come segna il calcio niente è scontato, però fino in questo momento sta tutto proseguendo nella direzione sperata. Allora ora gustiamoci questi 40 minuti e concentriamoci. Questo traversone in mezzo, l'ultimo a toccare il pallone, stato il numero 11 Rovereto, quindi calcio d'angolo in favore, niente calcio d'angolo in favore del calcio schio. Pavoni può rimettere il pallone dal fondo. Allora Tobanelli, che dicevamo, no, invitavo i nostri amici tifosi a scrivere sui commenti qui su YouTube il vostro preferito della stagione. Abbiamo visto Venitucci, Antenucci e Richello, il più quotato, Polo. Io vi do invece altri due nomi, ovvero Tobanelli e Dallara. Secondo me la diga della Clivense rappresentata soprattutto da loro due, oltre naturalmente a Pavoni, ma lì davanti al portierone della Clivense, i due grandi difensori di questa stagione, arrivati dal Charly Murzanes, hanno dato un loro grandissimo contributo per murare la porta difesa da Pavoni. Qui l'ottimo pallone recuperato da Polo, un po' di spazio, pallone per Cibin, pallone corto, chiude tutto forte, sarà comunque rimessa in favore della Clivense. Con le mani Polo, corto per Venitucci, ancora Polo, Venitucci, Romano, Momodou di sinistro, pallone recuperato dal calcio schio. Qui il pallone che sfila in rimessa per andare con le mani Milan Kocic. Allora si ricomincia da dietro, da Pavoni. Rilancio lungo, pallone che va comunque in qualche modo ad Antenucci, lo mette giù, va dietro da Kocic, un batti e ribatti, la rimessa sarà sempre in favore della Clivense. Kocic con le mani per Richello, ottimo controllo del pallone. La rimessa però secondo il guardalinee è in favore del calcio schio. Ora con le mani il capitano del calcio schio Ciscato, poi Antenucci recupera il pallone e imbucata. Qui stava arrivando centralmente Cibin, ha preferito andare da Venitucci, chiude tutto Gerboie. Ora riparte il calcio schio. Tobanelli, grande chiusura, a maggior ragione a siglare appunto la mia preferenza per lui e Dallara. Questa
grandissima stagione. Kocic dietro da Tobanelli, porta palla centralmente, allarga per Cibin, pallone però troppo alto. Benito, un altro grande è Pavoni, senza dubbio. Pavoni soprattutto nell'ultimo periodo provvidenziale con i suoi miracoli. L'ultimo lo ricordavamo poco fa, freschissimo l'intervento su Episcopo contro il Plateola, a tenere avanti 1-0 la Clivense. Senza quella parata ovviamente staremo parlando di un risultato finale diverso. Il pallone recuperato da Cibin, poi Antenucci centralmente, porta palla Antenucci, lo scatto sulla destra, Antenucci, il tiro, la parata, poi arriva ancora Cibin! Secondo tapin vincente da parte di Cibin, che porta la Clivense sul 2-0 e tutti sotto la tribuna per festeggiare il secondo gol della Clivense, che vuol dire a maggior ragione Serie D. Quindi il raddoppio, ancora una volta caparbio, Cibin, il primo ad avventarsi sul pallone, dopo comunque l'ottimo spunto da parte di Antenucci, l'ottima parata da parte di Ballardini, poi però Cibin da rapace d'area come nel primo tempo, è il primo ad avventarsi sul pallone e a imbucare la doppietta personale e a indirizzare a maggior ragione ancora di più questo finale euforico, tutti in festa, perché a maggior ragione, ragazzi, ci avviciniamo alla promozione. Si riparte quando siamo al 52esimo, la partita, non ci scorderemo mai di dirlo, non è finita, è ancora lunga, nel calcio può succedere di tutto, però diciamo che meglio di così non potevamo stare. Come scrive Mirko, la capolista se ne va, e se ne va dritta in D. Allora il pallone qui gestito dal calcioschio, pallone sulla destra, prova ad andare via, numero 3 è forte, il pallone dentro, rimpallato da Apollo, sarà calcio d'angolo. E anche sugli spalti così in festa a lungo hanno atteso questo importantissimo momento. C'è anche correnza. Allora il calcio d'angolo, battuto corto, forte, pallone basso, respinto da Antenucci. Attenzione, il pallone che passa, un batti e ribatti, poi arriva Pavoni, lo fa suo. Allora si riparte da Tobanelli. E Richiello. Si va da Romano. Ora prova il calcioschio a portare in avanti il pressing, cosa che non ha fatto nel primo tempo. A provare a riaprire il match. Ora con le mani Ciscato. Tobanelli, momento però falloso, battuta veloce, va dalla parte opposta, attenzione a questa imbucata e poi Tobanelli a chiudere tutto, non è che rimane lì, poi Momodou a spazzare il più lontano possibile, arriva Antenucci, qui la sponda, non ci arriva Venitucci, c'era però il fallo in precedenza, allora il pallone sarà per la Clivense. Poi Ongang che scrive, fa un parallelismo che diciamo il calendario ha reso possibile, da una parte il Napoli campione d'Italia e dall'altra la Clivense campione d'eccellenza. E Vittorio, giro anche, attenzione che nel frattempo il pallone che sfila, tutta la parte della comunicazione della Clivense che
senza poi quello che sarà l'anno prossimo, però bravi per tutto quello che avete fatto quest'anno. Abbiamo condiviso insieme questi momenti. Ad Antenucci, porta palla centralmente, ancora lui sulla destra, si allarga, poi Yerboje riesce a metterci una pezza, che comunque fa piacere sottolineare che in campo c'è una squadra, ma la squadra comunque deve partire anche da fuori dal campo, con tutta la società, tutto lo staff, tutte le persone che lavorano intorno alla squadra. Attenzione però nel frattempo questo pallone che sfila, non lo arpiona Gumier, lo Rapavone lo può fare suo, e quindi tutte le persone che ci sono dietro. Naturalmente la prima a cui si dedica questa promozione è sicuramente il nostro magazziniere Armando, che lo sappiamo purtroppo non è qui con noi, però sicuramente con il cuore è sempre al nostro fianco, primo tifoso della Clivense, anche se non è appunto qui a dare una maglietta pulita a un giocatore, però comunque anche con il suo appoggio lo sentiamo vicino. Nel frattempo attenzione che Polo si è forse sentito tirare, quindi dovrebbe essere già pronto Fabris. Diciamo Polo appunto quest'anno è stato non sempre presente per appunto questi piccoli infortuni. Ora infatti è costretto al cambio, quindi esce Polo ed entra Fabris. Qui Venetucci controlla il pallone. Il Clivense scrive grande epilogo per una stagione dove il successo non era scontato. Arichiello qui non riesce a tenere il pallone in campo, corre più veloce del pallone. Arichiello, gli applausi comunque sono per lui. Eccolo qui la sostituzione, entra con il 17 Fabris. Entra con il 17 Fabris ed esce Polo per infortunio. Ovviamente il nostro in bocca al lupo a Tommaso Polo. Ora rinvio in avanti. Arichiello recupera il pallone, prova ad andare via un avversario, non riesce anche a superare il secondo, comunque si porta a casa la rimessa. Tobanelli comincia dietro da Momodou. Qui è recuperato il pallone per un attimo, il giocatore dello Schio. Comunque la rimessa in favore della Clivense. Nel frattempo il Bassano è avanti 2-0 sul Vargatara. Il Bigasio si è portato anch'esso 2-0 sull'Eurocassola. 0-0 fra Plateola e Mestrino, e anche fra Camisano e Virtus Corneo. Attenzione, pallone dentro che passa! Ucci ha segnato Antenucci, qui poi da dividere il gol con Fabris, con il suo cross a tagliare tutta la difesa. Poi non abbiamo visto se c'è stato il tocco da parte di Antenucci, ma l'importante è che la palla sia entrata. È ancora più importante che la Clivense è avanti 3-0, e se vogliamo è ancora più importante che la Clivense è in Serie D. Quindi segniamo Antenucci al momento. Sul tabellino dei marcatori. Clivense avanti 3-0, e a maggior ragione allora facciamo partire la festa, che è già partita nel primo tempo.
Ottimo l'ingresso in campo da parte di Fabris, come ottimo era stato domenica scorsa quando si procurò il rigore che poi segnò Antenucci anticipando il portiere del Plateola, poi appunto venendo steso. E adesso eccolo qui il cambio nato per la Clivense, esce con il numero 11 Enrichiello, l'applauso da parte di tutti i tifosi qui a San Martino, ed entra il bomber capocannoniere Damien Florian. Applausi appunto da spartire fra Enrichiello e Florian, quindi gioca a 2 punti ora mister Allegretti. La Clivense sostituisce il numero 11 Andrea Enrichiello con il numero 18 Damien Florian. Attenzione quel tiro fuori area, palla però che finisce abbondantemente sopra dalla traversa della porta difesa da Pavoni. Quindi quando siamo al 60° esatto di questo secondo tempo, la partita possiamo considerarla abbondantemente chiusa, quindi anche il discorso promozione naturalmente poi a fine partita vi invitiamo a rimanere collegati qui in diretta per scendere insieme a noi in campo e andare a sentire i protagonisti della partita, quindi con le interviste live dei protagonisti della Clivense. Quindi rimanete collegati con noi. Ora il calcio schio naturalmente tramortito da questa divampante prestazione della Clivense, che sente odore di promozione. Ora Pavoni può controllare il pallone. Qui nel frattempo sugli spalti tutti i tifosi in piedi. Leggiamo anche il commento di Stefano che scrive su YouTube: complimenti da uno storico tifoso clivense di Mestre a tutta la società, ai tifosi, anche grandissimo telecronista, decisamente superiore a tanti giornalisti delle grandi emittenti sportive. Azione Antenucci, però a girarsi in area, provato che a tornare da Florian, qui è tutta la difesa, sarà calcio d'angolo. Grazie veramente Stefano, fa piacere. Un enorme piacere avervi accompagnato durante questa stagione, aver condiviso con voi tutti questi bellissimi momenti che porteremo nel cuore a lungo. Calcio d'angolo, è pronto Venitucci. Attenzione, pallone dentro al suo Ballardin, allora riparte calcio schio, prova il contropiede qui con Prosdocimi, poi non si trovano i giocatori dello schio, allora Fabris va da Venitucci con le mani. Romano, Tobanelli leggerisce dietro per Pavoni che va al rinvio. Il Clivense si scrive la D, diventa una categoria ancora più avvincente con squadre dal grande passato come appunto il Mestre, il nostro tifoso che dicevamo che viene da Mestre. Attenzione, questo pallone l'imbucata dentro, chiude Tobanelli nuovamente, manco a dirlo, dicevamo sì, una Serie D che vede squadre comunque di grande spessore come la Triestina, il Trento, Mestre, quindi campionato altrettanto avvincente. Sì, recupera il pallone Cipin, ancora da sgasare qui sulla fascia, che ci porta a casa una preziosissima rimessa qui sulla sinistra. Le trombette da stadio, le sentite anche in sottofondo. Pronto con le mani Kocic, va da Damien Florian, tiene il pallone Kocic, scambia con Florian, va sul fondo, poi rientra col destro con una finta. Florian entra in area, ne salta un altro, il tiro a giro murato, e in qualche modo
allontana la difesa. Grande azione qui di Florian. Qui finisce terra Antenucci, non c'è niente. Ora riparte calcio schio con Yerboy. Qui Antenucci ha provato a ritornare sull'avversario. Esatto, sì, la Triestina, pardon, è in Serie C. Comunque, Serie D, un campionato, squadre di altissimo livello, anche squadre del panorama veronese, quindi lì potremo vedere altri possibili derby. Vedi Cagliero, Sona. Yerboy scambia con numero 10, pallone in orizzontale. Qui prova a destreggiarsi il numero 17 Gumiero, recupera Sisse che aggira l'avversario, esce molto bene, palla al piede. Cibin tra gli applausi dei tifosi. Attenzione a Venetucci, porta palla, arriva al limite dell'area, Venetucci prova il tiro, qui si è alzato all'ultimo forse. Ora palla che si spegne sul fondo, è pronto Baleato, sarà lui il prossimo cambio in casa clivense. Per la Clivense esce con il numero 4 Daniele Romano, entra con il numero Ed esce Romano, gli applausi per lui, un altro sicuramente fra i più solo utilizzati ma i più preziosi di tutta la stagione. Romano lì passa quasi inosservato, no? In mezzo al campo, lo scacchiere di mister Allegretti, ma prezioso più che mai con le sue attente chiusure per far ripartire poi le azioni offensive dei suoi. Giorgius che scrive su YouTube: è stato compiuto un piccolo grande evento sportivo che spero la città di Verona domani metta bene in risalto. Grazie Sergio, mitica clivense. Andiamo con la D maiuscola. Sappiamo che a Verona essere un panorama un po' chiuso, un po' ostico, non soltanto per appunto realtà molto più grandi rispetto a quella clivense, e quindi ci auguriamo tutti che dopo questa ulteriore affermazione della clivense, dopo questo ulteriore titolo portato a casa, si possa ritagliare ancora più spazio nel panorama cittadino, ma non solo, naturalmente. Come scrive Diego, vedere questa realtà tra i professionisti sarebbe stupendo. Batman scrive: grazie Sergio e al mitico Enzo. Fire ci saluta da Chioggia. Siamo 404 a seguire questa diretta, per fortuna oggi con le immagini per dare il giusto spazio a questo trionfo. Ringraziando naturalmente anche Avelia per tutto il lavoro e il supporto che è stato fatto anche per questa stagione. Qui a San Martino purtroppo spesso non siamo stati supportati dalla connessione internet, ma in qualche modo siamo riusciti a fornirvi comunque le nostre dirette streaming sul canale YouTube. Qui Antenucci prova a imbeccare per Venetucci che all'ultimo non aggancia, sarebbe trovato davanti al portiere Ballardin. Riparte il calcio schio quando siamo quasi al 70°, quindi 20 più recupero, una partita che ha ormai quasi detto tutto, ma che dice tanto su questo epilogo di stagione per la clivense. The Last Dance, come si diceva Omar Sissé nell'intervista post partita dopo il Plateola. Quindi balliamo tutti insieme questa penultima partita, anche se appunto già oggi è decisiva. Non è respinto, allora Kocic scambia con Florian, ritorna dal numero 3 clivense, Kocic, pallone dentro, era uscito, si alza la bandierina anche Kocic. Lasciatemi prendere qualche secondo anche per il giocatore sloveno, lui che è arrivato a gennaio, si è dovuto forse ambientare, no? In un campionato dove non aveva mai giocato, quello italiano, poi quello comunque il campionato come l'eccellenza, molto un campionato fisico, dove comunque
ci sta un po' di periodo di adattamento e abbiamo visto nell'ultimo periodo diventare comunque un giocatore più sicuro, che anche si è ritagliato il suo spazio da terzino o anche da esterno. Con il numero 4 Matteo Trosgocimi, entra con il numero 18 Thomas Sheu. Allora riparte dal basso il calcio schio. Pallone giostrato in mezzo. Ciscato torna da Iarboje. Sulla sinistra, pallone dentro, chiude Tobanelli, poi Baleato, tocca il suo primo pallone, va da Florian, alleggerisce per Venitucci. Antenucci, Venitucci, centralmente da Damien Florian, poi Baleato. Si allarga per Kocic. Sicuramente complimenti a tutto lo staff di mister Allegretti, partendo dal mister che per questo secondo anno alla Clivense ha fatto un ulteriore passo in avanti, un ulteriore lavoro partendo, dicevamo, da zero, perché è stata ricostruita dalle fondamenta della squadra, è stata allestita per non solo giocare ma per vincere questa eccellenza, naturalmente supportato da tutto il suo staff, fatto di persone altrettanto eccellenti, comunque di esperienza, partendo dal proprio vice Paolo Granoce, match analyst, e con una serie di figure comunque all'altezza, Michele Contento, preparatori, Lorenzo Pettene, Alessandro Andreis, maestro fisioterapista Barbara Calcinoni. Quindi comunque tutto uno staff, c'è dietro una squadra che non si vede in campo. Attenzione, questa imbucata, prova ad andare via il pallone in mezzo. Tempo. È arrivato anche il sole qui a San Martino, qui pallone, la punizione in favore della Clivense. Dicevamo appunto uno staff che non si vede in campo ma che lavora poi quotidianamente durante tutta la settimana, che poi porta ad a raccogliere questi frutti alla domenica o al mercoledì pomeriggio, come quest'oggi, un pomeriggio di sole, almeno in questo momento, un sole che bacia la Clivense in questa promozione. Attenzione all'imbucata per Cibin, tiene il pallone in campo, ricomincia dietro da Kocic, pallone dentro, che sfila. La rimessa sarà dalla destra. Allora si rimane lì, prova Baleato a chiudere tutto, il pallone è uscito, anzi c'è stato un fallo da parte proprio dello stesso Baleato, quindi punizione per il calcio schio. Allora rinvio in avanti, Momodou, poi Baleato, duelli, colpo di testa, pallone che poi si spegne in rimessa. Siamo al 74esimo, Clivense avanti 3-0 grazie alle reti di Cibin nel primo tempo e poi nel secondo alla doppietta sempre lo stesso Cibin e poi al gol di Antenucci. La rimessa in favore dello Schio. Il tiro dalla distanza però si spegne distante dalla porta. Allora Pavoni andare a rinvio, prima però c'è un cambio, un altro in casa Clivense, esce fra gli applausi numero 10 Venitucci, l'eroe di Sant'Ambrogio, quella mostruosa doppietta che tra gli applausi
abbandona il campo. E al suo posto entra con il numero 14 Zanini, classe 2003. Sostituzione per la Clivense, con il numero 10 è uscito Dario Venitucci, con il numero 14 al suo posto Tommaso Zanini. E allora la punizione a favore sempre della Clivense. Pronto Sisse sul pallone. Il metodo è proprio cambiato rispetto al primo tempo. Se primi 45 minuti pioveva di rotto, ora c'è un bel sole da cogliere questa ulteriore impresa da parte della squadra di Sergio Pelissier, che è sempre qui in tribuna come ogni domenica, come ogni mercoledì, come ogni partita. Naturalmente quest'oggi sarà ancora più contento del solito. Mirko ci saluta da Rosendal, dai Paesi Bassi. Invece Alaber ci chiede la Supercoppa contro Treviso, non abbiamo informazioni in merito. Ora qui Kocic aveva chiuso per ultimo lui, allora la rimessa a favore del calcio schio. Ultima parte di gara, ultimo quarto d'ora, anche se appunto la partita ormai poco da dire, anzi avrà più da dire il post partita con i festeggiamenti della Clivense. Momodou riparte. Salutiamo anche Mehmedi che ci saluta su YouTube. Ricorderete il grande Mehmedi, protagonista della prima stagione della Clivense, che fa i complimenti a tutti quanti. Un abbraccio, anzi i fratelli Mehmedi, che ricorderete anche fratello guardalinee ufficiale della squadra l'anno scorso, quando non c'era la terna ufficiale. Ora qui Zanini prova a combattere. Garboie tiene botta, non ci si sposta da lì. Ora arriva il fischio, sarà calcio di punizione per il calcio schio. Andiamo a vedere allora, ne approfittiamo anche gli altri parziali dagli altri campi, con il Pescantina che è 2-0 sul Castelnuovo, il Vigasio 3-0 contro l'Eurocassola, il 3-0 dell'Armignasego sul Garda. E si riaccende il pubblico. Qui Fabris, una buona copertura, la rimessa comunque in favore degli ospiti. Dicevamo di rimanere collegati tutti quanti anche dopo il triplice fischio, perché proveremo ad intercettare alcuni dei protagonisti della partita, ma della promozione, quindi andremo ad sentirli direttamente qui nel post partita in diretta su YouTube, per rendervi quantomeno partecipi di questa festa, che poi naturalmente ritroveremo domenica prossima. Ricordiamo, si gioca alle 16:30 contro il Pescantina settimo per l'ultima, la 34esima giornata del girone A d'eccellenza. Ancora non sappiamo se a Pescantina o a Caselle, l'altro campo del Pescantina settimo. Comunque seguite sempre i social e il sito della Clivense per essere sempre aggiornati. Quando mancano poco più di 10 minuti più recupero all'ufficialità della promozione in Serie D della Clivense. Momodou che non riesce a intervenire, allora esce, ma si levano il pallone alla vicenda due giocatori del calcio schio. Allora riparte Zanini sulla destra, pallone per Antenucci, riesce a tenerlo in campo, tutto regolare, si accentra, pallone dentro sul secondo palo, arriva Kocic, la chiusura, poi il pallone che non riesce a raggiungere il portiere, allora arriva Cibin, la rimessa sempre a favore della Clivense.
E Elia ci ricorda che all'ultima di campionato domenica si deciderà il secondo e il terzo posto con Belfiorese Bassano e Ambrosiana Plateola, per vedere anche la questione playoff per un allontanato, però sono cose che a noi non ci riguardano. Momodou scambia con Sissé, si gira mezzo a due avversari, poi apre sulla destra per Zanini, pallone dentro, qui allontana di testa il numero 14 Dalligna, allora sarà calcio d'angolo quando mancano 10 minuti più recupero. All'apoteosi allora Kocic, pallone dentro, Sissé di testa, pallone che rimane lì, batti e ribatti, poi allontanato. Sappiamo come Sissé quanto può essere pericoloso di testa, anche se domenica ha segnato dalla distanza di piede. Un giocatore che comunque è cresciuto moltissimo durante l'arco della stagione. Qui Fabris, qui alla sterzata, all'ultimo pallone che sfila via. A Clivense 94 ci chiede quando ci sarà la festa della promozione. Se intendi la festa ufficiale con dove viene consegnata comunque la coppa, quella riguarda appunto la federazione, quindi verrà comunicato più avanti, perché non funziona come in terza categoria dove diciamo rappresenta una categoria a parte dove viene gestita dalla sezione di Verona e quindi lì ci sono i festeggiamenti direttamente in campo. In questi casi come l'eccellenza invece ci sarà una giornata dedicata alle premiazioni ufficiali, quindi comunque si festeggerà tra tutti i tifosi e i giocatori della Clivense già quest'oggi al termine della partita qui a San Martino, e poi naturalmente anche domenica prossima a Pescantina, e poi si troverà comunque il modo di continuare la festa. Tobanelli chiude, Sissé prova a metterla giù, Momodou, Zanini non arriva sul pallone, Kocic, Sissé, cercato di aprire per Cibin, ora riparte il calcio schio, si ricomincia dietro da Ballardin, poi ricollegandomi alla festa c'è anche una sorpresa per gli amici tifosi che poi comunque vedrete anche in campo al triplice fischio. Pallone in avanti, chiude Sissé, che sul pallone, rimane a terra il numero 18 Cheu, pallone in profondità per Antenucci, esce Ballardin. Nel frattempo Schiare ci scrive: complimenti a tutti i tifosi della società, bravo Sergio a mantenere salda la fiducia su Allegretti nonostante il periodo in cui quasi tutti lo volevano mandare via. Sappiamo, il calcio è fatto di alti e bassi, guardate anche molto più in alto di noi, squadre che in campionato così che poi si ritrovano comunque in semifinale di Champions League, una stagione lunghissima. Ci possono stare dei momenti di, chiamiamoli, appannamento, ma proprio sono forse quei momenti lì in cui poi arriva la svolta che ti permettono di arrivare, come in questo caso, al 3 maggio e festeggiare la promozione. E cantiamo tutti insieme Se ne va, la capolista se ne va, insieme ai tifosi. Tifo dalle grandi occasioni qui sugli spalti Borgo della Vittoria di San Martino. Sentirete nei vostri dispositivi, sento anch'io in cuffia. La rimessa e continuano i tifosi, atmosfera elettrizzante. Non è messo in mezzo Tobanelli, lo stop e ne viene in avanti. Un applauso anche naturalmente a tutti i tifosi della Clivense, primis voi che ci avete seguito durante la stagione da casa, dal lavoro, dove siete riusciti a collegare per seguire, anche se non in presenza, la squadra, e poi a tutti i tifosi che
sono venuti in presenza sia a San Martino che nelle lunghe trasferte, perché tra una cosa e l'altra comunque durante la stagione siamo andati anche Padova e Vicenza, e non ultimi il Northside, che spesso a proposito di trasferte con il loro pulmino a loro spese hanno seguito la squadra, sempre supportata sia nei momenti di gioia sia nei momenti più difficili, a tenere comunque unito tutto l'ambiente. Ora Florian va sulla destra da Fabris, scaglia con Zanini. Fabris, pallone dentro che passa, arriva Cibin, per un attimo non ha deviato Florian, il pallone dentro, spinge la difesa, era lì in agguato Florian. Ora riparte il calcio schio, 2 contro 2 qui, Vanelli Momodou, pallone che sfila, Pavoni legge la situazione e allontana il più possibile, andando direttamente dal proprio compagno avversario di porta, Ballardin. Quando mancano 5 più recupero ed è pronto anche un grande ritorno in campo, ovvero quello di Bragagnolo, che lui alle prese con un lungo e rognoso infortunio che l'ha tenuto fermo gran parte della seconda metà di stagione, un altro elemento fondamentale di questa squadra, e oggi finalmente rimette piede in campo, un jolly quasi per Mister Allegretti, lui che sostanzialmente questa stagione ha giostrato fra la difesa e il centrocampo. La conclusione della distanza, il tiro che finisce abbondantemente alto. Siamo sempre sui 400 su YouTube e altrettanti qui in presenza sugli spalti, sicuramente più di 400 qui sulle tribune. È stato un cambio anche dalle file del calcio schio, è uscito Yerboia, difensore centrale, forse tra i migliori da parte degli ospiti, ed è entrato, adesso vediamo appena si gira, con il numero 15 Moccia, ed è pronto Bragagnolo. Sostituzione per il calcio schio, è uscito con il numero 6 Prince Niang Cibin. Yerboye ed è entrato con il numero 15 Marco Moccia. Sisse dietro per Tobanelli, Momodou, Sisse dietro da Tobanelli, rimane lì a centrocampo, chiude Fabris, la rimessa per calcio schio. Andiamo a vedere anche gli altri risultati, o meno un altro aggiornamento, il gol dell'Eurocassola, comunque sotto contro il Vigasio 4-1, ed eccolo qui il cambio, esce Bomber Ucci Antenucci ed entra Simone Bragagnolo. Piacere rivederlo in campo. Quello qui Bragagnolo, classe 96. Diciamo che questa squadra è stata costruita con un bel mix di giovani e più esperti. E poi qui sarebbe da mettere in muto almeno la mia voce e sentire il coro. Pelissier, uno di noi, Pelissier che si alza sugli spalti, non lo vedete ma risponde all'applauso di tutta la tribuna, e lui ringrazia tutti i tifosi che gli stanno dedicando questo coro. Attenzione, grande chiusura qui da parte di Tobanelli, riparte Zanini, pallone in profondità per Florian, però non ci può arrivare. E poi anche il coro per il vicepresidente Enzo Zanini, salta con noi Enzo Zanini, e lui risponde saltellando qui sugli spalti. Giusto omaggio al
timoniere, al vice timoniere di questa società. Salutiamo anche poi il grande tifoso Simone, sempre appresso alla squadra. E allora prendiamo Alex sul campo per questi ultimi scampoli di partita. Manca infatti solo da segnalare il recupero. Sono 3 i minuti che separano la Clivense alla Serie D. Zanini recupera, va da Florian dietro per Bragagnolo. Mamoudou scambia con Tobanelli, ora tutti in piedi. Qui Kocic passa però il pallone all'avversario. A destra Yamin, la conclusione, para Pavoni, poi il tiro murato un'altra volta da Mamoudou. 2 grandi interventi qui, parte il giocatore della Clivense a dire di no. Allora calcio d'angolo. Uno degli ultimi calci d'angolo della partita. Già tutta in piedi la panchina della Clivense. E l'altro coro, la, siamo in Serie D. Alzate i volumi. Andiamo in Serie D. La. Altro calcio d'angolo. Sulla sinistra, pallone dentro, che passa. Ora rinvio. Quanto manca? Manca un minuto. E anche i giocatori in campo invitano tutti ad alzarsi, a prepararsi alla festa. I cori in sottofondo. Arrivano anche tutti complimenti anche su YouTube. Grande squadra, grande società, scrive Giulio. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. E la Clivense è in Serie D. Il triplice fischio del direttore di gara a sancire non soltanto la vittoria per 3-0 della Clivense contro il Calcio Schio, ma soprattutto a consegnare la storica promozione in Serie D alla società di Sergio Pellissier. Tutta la Clivense in campo a festeggiare questo grandissimo traguardo, arrivato, dicevamo, al termine di una lunghissima, intensissima stagione, fatta di momenti di gioia, di delusione, di rivincita, dove ci sono stati intermezzi che hanno lasciato dire tanto anche a gente esterna, ma alla fine l'ultima parola è quella che viene dal campo, e il campo dice oggi ufficialmente che la Clivense è in Serie D. E tutti i giocatori sotto alle tribune a prendersi il bagno di folla e giusti ringraziamenti per appunto una tifoseria che ha sempre dimostrato il suo attaccamento. Purtroppo tutto quello che era successo lo sappiamo gli anni scorsi. Finalmente bello rivedere anche Sergio Pellissier contento sugli spalti, lui che quest'anno
non è sceso in campo, ma si era augurato di poter gioire dagli spalti, ed è così. È aperto anche spumante con tutti i giocatori in festa. Immagine che tutti ci auguravamo, un'immagine che sicuramente è da incorniciare. La Clivense che quindi chiude, o almeno manca poi la partita di domenica al momento a quota 75, quindi con 23 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 63 gol fatti, 27 subiti. Naturalmente ricordiamo che si gioca anche domenica, il campionato formalmente non è finito perché domenica si va contro il Pescatina settimo, ma già con la Serie D sulla maglia. Arrivano anche i fumogeni, adesso li vedrete comparire in campo, portati da Massalongo, secondo portiere, ma sempre l'anima della festa, e di festa ce n'è quest'oggi qui a San Martino. È anche una bella giornata, è arrivato il sole a bagnare, asciugare anzi la pioggia del primo tempo. Una bellissima immagine, ed eccola qui la maglietta celebrativa con scritto il meglio deve ancora venire. La Clivense è in Serie D, maglietta celebrativa della promozione che troverete anche, hanno trovato i tifosi qui allo stadio, e che qualora non fossero andate già a sold out troverete anche sullo store ufficiale della Clivense. Il meglio deve, la D maiuscola, ancora venire. Rimaniamo un attimo con le immagini appunto sulla festa, tutte le tribune che voi non potete vedere, ma tutti i tifosi naturalmente non vogliono lasciare gli spalti per condividere questa festa. Ringraziamo naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito, che ci seguiranno anche domenica, non dimenticatevi che domenica si gioca ancora, quindi vi aspettiamo sempre qui in diretta sul nostro canale YouTube. Ecco adesso i giocatori che fanno la consueta foto di rito. Questa foto farà storia, come lo è stato la scorsa stagione con i 3 titoli. Quest'anno un titolo, ma che vale triplo, ovvero la promozione in Serie D, con anche tutti i fumogeni, tifosi che vogliono saperne di andarsene, gustarsi questa promozione, questi festeggiamenti. Noi andiamo ancora avanti con la diretta, poi proviamo se scendere anche noi per comunque darvi le immagini. Adesso vediamo come si andrà a sviluppare il tutto. Ancora i giocatori con la tradizionale foto di rito. Tutti a saltare. E ancora il coro che si solleva dalle tribune. E andiamo in Serie D. La 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 la. Poi comunque andremo a intercettare tutti i vari protagonisti per raccontarvi le emozioni di questo grande trionfo. Adesso vediamo se riusciamo in diretta ad andare a prendere qualcuno dei protagonisti. Quindi solo momentaneamente vi saluto, vi ringrazio ancora per esserci stati
qui al nostro fianco in questa importantissima giornata. Ricordiamo, Clivense batte Calcio Schio 3-0, ma soprattutto Clivense promossa in Serie D. Allora rimanete collegati, che adesso vediamo di dare a intervistare qualcuno della Clivense. A tra poco. Riparlarmi da qua con questo, come abbiamo osservato. Mi senti, prova. Mi senti, prova, mi senti, ok, va bene? Prova. E allora adesso, una volta fatta la prova audio del microfono, vediamo di scendere giù in campo per andare a sentire i diretti protagonisti. Allora, Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia. E io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutti. proseguiamo, rimaniamo un attimo in campo. Con il grande Pavo. Siamo qui, Florian, in diretta. Allora, che festa, che emozione, finalmente possiamo gioire tutti insieme. È un'emozione enorme, immensa. Non è stato facile perché dichiararsi sin dall'inizio, l'obiettivo, dichiarare fin dall'inizio, poi sai che tutti giocano contro di te con un altro spirito, infatti si è visto, è stata dura. Complimenti anche ai nostri concorrenti che ci hanno dato filo da torcere e poi alla fine penso che giustamente abbiamo vinto noi perché abbiamo dimostrato di essere nell'arco del campionato più costanti degli altri, anche se abbiamo avuto un mesetto un po' così. E ci godiamoci questa vittoria e siamo stati grandissimi. Non è mai facile vincere e noi ce l'abbiamo fatta il primo anno subito. Perfetto, ti lasciamo andare. Allora, vediamo, intercettiamo un attimo Tomanelli qui, altro grande protagonista di questa promozione. Cosa c'è da dire? Il tuo sentimento, raccontami la festa. Cosa meravigliosa, sono veramente contento. All'inizio era l'obiettivo, ma si sa che non è mai facile, invece ce l'abbiamo fatta, è una roba meravigliosa. Poi con questa società, i tifosi, questo clima è stupendo, veramente. Anche Massalongo qua io non so cosa dire, veramente, che bello. Vai. Vediamo, sono andati tutti a festeggiare naturalmente perché la giornata è ancora lunga, quindi vediamo se riusciamo a intercettare. Poi nel frattempo vediamo che con le immagini da sotto la curva ancora gremita con tutti i tifosi del Northside e i giocatori. Infatti ci chiedevamo dove fossero finiti, eccoli là, sono sugli spalti.
a farsi una foto di rito tra appunto un mix tra giocatori e tifo e Northside. Questa bellissima immagine con appunto, lo dicevamo, la maglietta, il meglio deve ancora venire. Quindi vediamo mister Allegretti, tutta la rosa della Clivense insieme a saltare. Andiamo su allora, ritorniamo su allora, andiamo avanti e indietro, ritorniamo su sugli spalti e la signora Maria anche un commento. Allora, contentissima? Contentissima, una bella partita, una bella, tutto bene, aspettiamo domenica per fare l'ultima, ma non c'è bisogno. Da oggi fino a domenica e poi ancora dopo festeggiamo. E la maglietta celebrativa questa te la incornici, eh? Prossimo, sì. Beh, il prossimo anno me la mettiamo anche domenica. Esatto, perfetto. Certo. Grazie per averci seguito sempre, sei la tifosa numero 1. Mi fa piacere vedervi, sentirvi. Ecco, e ci fate vedere quando? Sì, poi dopo vi faccio vedere tutto. Adesso vado su dalla squadra. A dopo. Allora abbiamo sentito anche la signora Maria, conosciuta tifosa numero 1. Nel frattempo mi è arrivata anche a me la maglietta celebrativa. Il meglio deve ancora venire. Adesso allora ritorniamo sugli spalti, perché mentre noi siamo scesi la squadra è salita, ci ha preso in contropiede, si è andata appunto tutta la squadra in mezzo al tifo. Adesso ripassiamo qui. Adesso vediamo se riusciamo a inserirci, a prendere anche qualche protagonista. Ritorniamo. Sei? E abbiamo la Micaela, la moglie di Sergio Pellissieri, la presidente della squadra seconda categoria, molto commossa, ti vedo con pronta. Ho molto pianto. Beh, dopo l'anno scorso ripetersi così non era scontato, però queste emozioni solo nel calcio si possono vivere. Impagabili. Sono impagabili. Anche perché sono molto umane, direi. Sono molto reali e le puoi proprio sentire a livello somatico. Ed è una cosa bellissima. Allora, adesso lì vediamo Sergio, ora lo intercettiamo in diretta con il coro dedicato alla cura. Ora vi prendo il presidente, eccolo qua, scusa. Presidente, siamo in collegamento con chi? Con i nostri tifosi che ci stanno seguendo da casa. Abbiamo sentito tua moglie è commossa, anche tu sotto i Ray-Ban sei commosso per questo grande traguardo. Quando si vince soffrendo dopo un'annata del genere, dopo che ci hanno attaccato in tutti i modi, riuscire a portare a casa questo grande risultato per tutti noi, per questa famiglia splendida, è fantastico, è normale che sei commosso. Dopo comunque una stagione così lunga, con, abbiamo detto, momenti di gioia, momenti un po' di appannamento, con tutti che ci attaccavano, ma alla fine arrivare quest'oggi a festeggiare, l'avresti mai immaginato il 31 luglio quando là al Paglianini ci siamo trovati per il primo raduno della Clivense? No, immaginato no, ma sperato e sognato sì. Coro, questo... Vai. Certo che è normale che tutti sognano di poter fare un campionato del genere e riuscire ad arrivare adesso a 75 punti, staccando praticamente tutti e giocando le ultime mese e mezzo, 2 in modo straordinario, è una cosa fantastica. Questi ragazzi sono stati straordinari, lo staff, tutti quelli che sono soci di questa società possono solo essere orgogliosi di aver avuto degli uomini che hanno dato tutto per questa maglia, hanno dato tutto per questo progetto e continueranno a darlo, quindi questa è la cosa più bella. E poi come recita la maglietta, il meglio deve ancora venire. Beh, ma purtroppo, per fortuna il nostro progetto non finisce domani, ma è solo l'inizio. Certo, dovevamo vincere, purtroppo abbiamo quell'obbligo, giustamente, ma il bello è anche quello, lottare per niente non è bello. Quando lotti per questi traguardi importanti, per queste feste, questi incontri con tutti gli amici di tanti anni di sofferenza, è veramente la cosa più bella che si può avere. Sentiamo anche Enzo, a volto di amici, di gente dietro a questo grandissimo progetto. Enzo,
Era il 31 luglio quando dicevamo, no, che l'obiettivo è quello di vincere. Oggi abbiamo vinto. Soprattutto bisogna avere il coraggio di dirlo e la convinzione di farlo. In questo devo dire che sono stati bravi i ragazzi, Sergio e tutte le persone che ci sono state vicine, i tifosi, che non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando magari le cose non stavano andando benissimo come ci aspettavamo. Abbiamo anche affrontato tante perplessità da parte di addetti ai lavori e questo insomma è una soddisfazione doppia. E anche questa risposta del pubblico, l'abbiamo detto spesso, no? In eccellenza, avere questo pubblico è un'eccellenza e regalargli una gioia così grande penso che faccia piacere anche a te e a tutti quelli che hanno lavorato per questa grandissima annata. Sì, assolutamente sì, e credo che anche l'amministrazione sia orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, l'amministrazione che ringraziamo perché ci ha messo a disposizione questo bell'impianto e quindi credo che oggi sia una festa che coinvolge tutti. E poi dicevamo anche con Sergio, è solo l'inizio di un altro percorso. Beh sì, siamo al secondo passo, dobbiamo fare la scalata ancora, è lunga, quindi noi ci impegneremo già da domani per fare il meglio che sia possibile per la nostra società, per noi stessi, per i nostri tifosi e per i nostri ragazzi. Vabbè, allora ti lascio ai meritati festeggiamenti. Grazie, ciao a tutti, grazie, ciao. E allora abbiamo visto passare anche il mister Allegretti. Vieni Quante, siamo in diretta con i nostri amici tifosi, allora raccontami la gioia di aver raggiunto la promozione. È una gioia indescrivibile, sono contentissimo perché è stato un percorso lungo, difficile, l'abbiamo spuntata noi perché siamo stati veramente grandi, dai. Adesso il meglio deve ancora venire, come recita la maglietta. Sì, è un progetto, sappiamo tutti che è un progetto importante, intanto ci godiamo questa bellissima festa con i nostri tifosi e pensiamo a divertirci e poi al futuro. Va bene, grazie Ante, grazie. Allora abbiamo qui anche il figlio di Sergio, adesso vediamo, dov'è il mister? Dove è andato il mister Allegretti? È andato in spogliatoio al bar. Allora adesso lo andiamo a prendere. Nel frattempo qua i festeggiamenti vanno avanti alla grande con il Northside, vedete dietro di me i giocatori che non vogliono saperne di venire via, ora cerchiamo di intercettare anche Pablo Granoce in attesa poi di trovare anche il mister, vediamo se mai saliamo di uno scalino, vediamo. Vai. Eccolo qui, Pablo Granoce. Vai. Harry, vieni qua. Non si direbbe ma sei Richiello sotto quella parrucca. Allora, anche tu tra i giocatori inamovibili di questa Clivense, il tuo atteggiamento di dare sempre tutto dal primo all'ultimo minuto è stato apprezzatissimo dai tifosi. Finalmente adesso però si può festeggiare. Grazie a tutti. Grazie per i complimenti e comunque sì, finalmente dopo tutto quello che è successo l'anno che è stato abbiamo avuto tantissime difficoltà però alla fine abbiamo portato a casa, quindi adesso ci godiamo il meritato festeggiamento che aspettiamo da tanto tempo. Quando sei arrivato qua a inizio anno sentivi comunque le pressioni di dover vincere e come diceva anche il Prese non è scontato poi rispettare queste pressioni, però la Clivense ce l'ha fatta. Ma assolutamente, ma noi sapevamo la nostra forza, siamo venuti qua appunto per questo obiettivo. E comunque a me come piace sempre dire non sono pressioni perché noi giochiamo a calcio, noi ci piace giocare a calcio, quindi è solo il nostro dovere e quindi poi sapevamo comunque di venire qua e dover vincere e l'abbiamo confermato. Va bene, dai, allora ti lascio andare a di festeggiare. E allora sono andati tutti giù negli... Vai, chi vuoi salutare? Saluto mia nonna che è morta. Oddio, vabbè, allora, perfetto. Okay. Vediamo. C'è ancora il collegamento? E in sottofondo i cori del Northside. Adesso prendiamo anche Polo che passa di qua. Polo, fermati qua un attimo. Allora, raccontami le emozioni di questo trionfo. Bellissimo, volevamo a tutti i costi finisse così, ce l'abbiamo fatta. Non possiamo desiderare di meglio, adesso ci resta solo da fare un po' di festa. Abbiamo visto uscire un po' così acciaccato, però la felicità va anche sopra qualsiasi cosa. Era la stanchezza della partita di domenica, ma comunque tutto bene.
sto bene e adesso pensiamo solo a divertirci, a festeggiare. Come è giusto che sia. Vai, grande, complimenti. E allora cerchiamo di intercettare anche il mister, andiamo in cerca del mister Allegretti, scusate se vi do le spalle, vediamo di capire dove sono tutti quanti. Ora cerchiamo giustamente tutti. Ok, vai. Cerchiamo il mister. No, dove è andato il mister? Il mister è là, il mister. Aspetta che vieni qua, ci siamo? State qua tutti? Siamo in diretta, Sì! Siamo qui con... Aspetta. Vai, siamo qui con Dario Venitucci, un altro dei grandissimi protagonisti. La tua doppietta è ancora impressa, no? Contro l'Ambrosiana, che poi ha sancito poi questo trionfo di oggi, e anche grazie a giocatori come te oggi sei potuto arrivare a questo grande trionfo. No, abbiamo fatto credo una grandissima annata, soprattutto gli ultimi 2 mesi abbiamo fatto quello step in più che ci ha dato ancora più consapevolezza e credo che i risultati si siano visti, quindi credo che abbia vinto la squadra che ha meritato di più. E adesso ci godiamo il momento, adesso andiamo a festeggiare e ci godiamo questa grande vittoria. È stata una lunga stagione, iniziata il 31 luglio con il primo allenamento, fatta comunque di gioie e dolori, perché si sa nel calcio ci sono alti e bassi, però le emozioni che si provano poi in questi momenti sono impareggiabili. Ovvio, perché all'inizio tutta una squadra nuova, quindi c'è sempre quel punto interrogativo, no? Siamo partiti, abbiamo avuto qualche difficoltà, poi molti non avevano fatto mai la categoria, quindi dovevano conoscere un attimino. Poi abbiamo cominciato a scalare la classifica, abbiamo chiuso il girone d'andata primi in classifica, poi abbiamo avuto quel periodo un po' così che però poi ci ha fatto compattare ancora di più e ci ha fatto fare un rush finale credo alla grande, nonostante sia difficile giocare alla Clivense, perché sai ogni domenica gli avversari danno più del 100% e tu sei sempre obbligato a vincere, perché giustamente se pareggi è già un risultato un po' così, e quindi credo che questa squadra abbia dimostrato una grande personalità e va fatti i complimenti a tutti quanti veramente. Vai, allora ti lasciamo i festeggiamenti, grandi ancora. E rimane da intercettare il mister a questo punto, che lo vediamo già iniziare i brindisi. Adesso appena lo troviamo, mister Allegretti, eccolo là il mister, eccolo là, abbiamo individuato. E ci mancava il mister, ti prendiamo così al volo. Giustamente sono iniziati i festeggiamenti, allora si è conclusa almeno, c'è un'altra partita, però siamo arrivati all'obiettivo, è una gioia immensa, no? Ma una grande gioia, sì, l'obiettivo è raggiunto, come ti avevo detto 2-3 giorni fa, noi siamo partiti dall'inizio con quell'obiettivo e raggiungerlo è sempre bello, non è facile mai vincere, quindi ce l'abbiamo fatta e siamo molto contenti. Ti ricordi il 31 luglio, eravamo al Paianini, commentavamo insieme che la squadra è stata praticamente rifatta da zero, bisognava ricompattare un gruppo dentro e fuori dal campo questa è dovuta, giustamente, esatto, te la meriti. E quindi dicevamo appunto, eravamo partiti da quel primo allenamento, gli auspici e gli obiettivi erano quelli, però poi tramutarli in realtà non è così facile. Ma è stato un lavoro fatto di fretta, chiaramente in estate, anche se in realtà ci eravamo mossi prima, ma attendendo una categoria diversa. Sono stati bravissimi i ragazzi, perché molti hanno accettato questa sfida scendendo di categoria, hanno creduto in quello che gli avevamo proposto e sono stati ripagati con questo grande risultato, che è una festa da parte di tutti. Poi la squadra in campo, la squadra fuori, il tuo staff, perché attenzione! Vabbè, doveva andare così. Allora, prima che ci facciano la doccia finiamo con quello che c'è scritto su questa maglietta, ovvero il meglio deve ancora venire. Assolutamente sì, insomma, adesso ci godiamo questa vittoria, poi sicuramente cominceremo a ragionare presto per quello che sarà il prossimo anno, ma
adesso godiamoci appunto questo momento perché è stata un'annata difficile, sofferta, abbiamo lavorato tanto e tutti quanti abbiamo remato dalla stessa parte, quindi grande obiettivo raggiunto. Una stagione trionfale però per questa Clivense. Certamente, 75 punti, tanta roba, miglior difesa, miglior attacco, insomma, di meglio non potevamo chiedere. Perfetto, ringraziamo allora ancora il mister Allegretti, ti lasciamo le prossime docce che ti faranno i giocatori. E allora direi che solo per oggi possiamo concludere qui la nostra diretta. Dicevamo, la Clivense è in Serie D, il campionato non è però ancora finito perché domenica ci ritroveremo per l'ultima partita a Pescantina per proseguire i festeggiamenti naturalmente da qui fino a domenica e poi ancora avanti. Allora con poi l'immagine dei giocatori tutti qua insieme, perché la Clivense l'abbiamo raccontato, è questa, è una Clivenza, è una famiglia, sono tutti uniti, staff, squadra, tifosi, quindi è questo, no? L'obiettivo, quello che era, per cui era nata la Clivense, creare una famiglia e festeggiare come una famiglia tutti insieme. Quindi per oggi da San Martino è tutto, un saluto da Jacopo Segalotto, la Clivense è in Serie D. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia. E io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario, è il visionario del nostro duo, se vogliamo. È il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno. Vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, c'è l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra.
Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.